Corriere del Veneto, mercoledì 9 marzo 2022. L'accoglienza e l'inclusione. La crisi di profughi più veloce in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono queste le parole usate da Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, per definire la fuga di cittadini ucraini dalla loro terra di origine, iniziata già da qualche mese e che ad oggi ha quasi raggiunto la quota di 2 milioni. In Italia, in base ai dati aggiornati al pomeriggio di lunedì 7 marzo, forniti dal Ministero dell'Interno, sono già arrivate 17.286 persone, di cui 8.608 donne, 1.682 uomini e 6.996 minori. Le organizzazioni umanitarie dicono che finora si è trattato in prevalenza di ricongiungimenti familiari, che hanno trovato pronta ospitalità nelle famiglie dei 248.000 ucraini che già vivono nel nostro paese. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, ha già preso posizione dichiarando accoglienza incondizionata ai profughi e si moltiplicano le iniziative dei comuni per raccogliere le disponibilità della popolazione veneta a dare ospitalità a chi è in fuga, mettendo a disposizione alloggi e abitazioni. La Caritas, le diocesi, le parrocchie e la rete del volontariato poi si sono prontamente attivate per fornire il necessario supporto operativo. L'accoglienza però è solo una parte della sfida su cui impegnarsi collettivamente. L'obiettivo a cui tendere fin d'ora è la pronta inclusione di queste persone nel contesto sociale e lavorativo. I primi segnali fanno ben sperare. Ieri su queste colonne si è parlato della scuola di Lozzo Testino, in provincia di Padova, che ha già inserito in classe 2 bambini di 10 e 14 anni che fino a pochi giorni fa abitavano alle porte di Kiev. La dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Carmela Palumbo, ha annunciato di aver avviato un piano di ricognizione delle disponibilità in tutti i territori e ha aperto l'ipotesi di individuare soluzioni sartoriali per poter garantire il diritto allo studio in modo ordinato ed equilibrato. Questi episodi sono lo specchio della resilienza che la filiera scolastica regionale riesce ad esprimere. Detto in altri termini, sono lo specchio della capacità di rispondere con prontezza ad esigenze inaspettate e imprevedibili e di agire in modo intraprendente anche cercando modalità innovative per erogare il servizio educativo e formativo. La scuola e tutte le persone che lavorano al suo interno stanno dando una gran bella lezione di competenza e di inclusione a tutta la società civile. Per completare la sfida dell'inclusione adesso serve l'impegno della comunità economica. In Veneto ci sono già oltre 10.000 profughi in età adulta che verosimilmente portano con sé un portafoglio di competenze che può essere utilmente impiegato nelle nostre imprese, che spesso indicano nella carenza di maestranze qualificate una delle ragioni che rischia di compromettere o rallentare i loro piani di sviluppo. Ammesso che non lo stiano già facendo, le parti sociali si attivino prontamente per mappare il profilo professionale e le esperienze dei profughi che hanno scelto il nostro paese come loro nuova casa, più o meno transitoria. La cinghia di trasmissione con il sistema delle imprese, sia la rete dei centri per l'impiego, che negli ultimi anni in Veneto hanno cambiato rapidamente pelle e hanno tutte le risorse manageriali e tecniche per incrociare in modo efficace domanda e offerta di lavoro. Per sostenere un efficace inserimento nei nuovi contesti organizzativi e per gestire le inevitabili difficoltà iniziali, si faccia leva sulla professionalità di chi si occupa di mediazione e che ha gli strumenti per far dialogare persone che provengono da ambiti culturali e linguistici diversi. Realizzare queste azioni in tempi rapidi è un'autentica prova di resilienza. Dopo aver superato lo shock della pandemia, le imprese dimostreranno di essere resilienti anche a fronte di questa nuova emergenza. Il lavoro non nobilita solo le persone, ma, in questo caso, anche la società che le accoglie.